In questo video voglio parlarti della resa del controllo. Per molto tempo ho cercato di controllare i miei sintomi e ho visto che la stessa cosa funziona per tutti i miei pazienti e clienti, ovvero controllare i sintomi fa sì che i sintomi vadano su e rimangano intensi. A volte potrebbero andare giù, ma non vanno a guarire, non vanno a risolversi definitivamente. Questo è perché appunto sono diventati cronici. Cronici cosa vuol dire? Periodo di persistenza oltre i 3 mesi, questo vuol dire. Quindi in questo video voglio parlarti della resa, di come arrenderti e portarti attraverso una meditazione guidata, comunque un testo che leggerò per te, che ho preparato per farti capire cosa vuol dire, come quindi eliminare questo senso di controllo o meno, o almeno diminuirlo per darti del beneficio. I sintomi sono lì come messaggi, messaggi di conflitto, di paura, che il tuo ego in questo caso sta cercando di reprimere. Repressione vuol dire quindi in un certo senso controllo di quelle voci, di quelle energie che sono all'interno di noi che non riusciamo a far esprimere perché dovessero esprimersi il nostro ego, la nostra vecchia identità o l'attuale identità non avrebbe più senso di esistere. Quindi se vuoi o non vuoi ci dovrebbe essere una sorta di morte, tra virgolette, dell'ego e questo fa paura. Quindi non lo facciamo, cerchiamo di controllare i sintomi, di abbassarli, di abbatterli. In realtà stiamo semplicemente abbattendo una voce all'interno di noi che ci dice voglio cambiare, voglio esprimermi e tu non fai altro che cercare di non ascoltarla. Ora, tra pochissimi secondi ti porterò attraverso un testo, un audio, in un percorso, diciamo, pratico di riequilibrio del sistema nervoso, appunto attraverso la resa del controllo. Qualcosa di totalmente controintuitivo che ho capito troppo tardi nella mia vita, forse, troppo tardi nel senso che anche se sono giovane ho comunque sofferto da tantissimo tempo di dolori persistenti, fin quando non avevo capito che c'era una connessione con i miei conflitti interiori, energie e diciamo emozioni represse. Prima di andare avanti, secondo me è utile che io mi presento. Se non mi conosci, io mi chiamo Alessio Veneziano, sono dottore in fisioterapia, ovvero ho studiato, mi sono laureato in fisioterapia, poi da lì ho preso un percorso leggermente diverso dalla fisioterapia classica, mi reputo un terapista olistico, mi sono specializzato in dolore persistente, dolore cronico attraverso un approccio psicosomatico, ovvero unire ciò che le emozioni e la psiche fa al corpo, somatico, quindi attraverso un approccio, diciamo, psicologico, emotivo, energetico e di movimento, riusciamo a esprimere energie bloccate, i sintomi bloccati all'interno del corpo. Una di queste pratiche che uso è quella che ti farò fare tra pochissimo, quindi se mi vedi leggere qualcosa sullo schermo è perché me l'ero preparata per te, ok? Quindi come faccio spesso con le mie meditazioni, la maggior parte le preparo prima, così che entro, diciamo, in questo flow e non perdere per non perdere il filo, quindi le leggo solitamente. E in questo caso farò la stessa cosa. Altre volte, soprattutto nelle lezioni, nelle sessioni pratiche con i miei pazienti, in base alla storia che ha, improvviso e do spazio alle mie intuizioni. Questo testo inizia con chiudi gli occhi, quindi se ti va puoi chiuderli, questo ti porta a entrare dentro il tuo mondo interno, appunto dove è lì che è il problema o il conflitto. Ricordo che una terapia deve agire dall'interno e non dall'esterno. Le mie parole arrivano dall'esterno, ma il cambiamento è interno. E ricordati che nessuno ti può aggiustare se non ti prendi la responsabilità di capire da dove inizia il problema. Quindi il capire è il primo step. Noi stiamo semplicemente adesso saltando il primo step perché voglio subito farti provare la pratica, ma ti invito a vedere altri miei video di questo canale, quindi se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale perché ne esce 1 o 2 settimane di video molto molto importanti, sono gratuiti per tutti, così che posso aiutare molte persone. Le pratiche, diciamo, i percorsi poi sono comunque uno a uno personalizzati e quello
pochi entrano, ne seguiamo circa 5 settimane. Ritorniamo alla pratica, quindi chiudi gli occhi se ti va, puoi anche tenerli aperti, ma è meglio se li chiudi. E adesso permetti di entrare in uno spazio sicuro. In questo spazio non c'è nulla da controllare, nulla. Non c'è nulla da regolare. Il tuo compito quindi non è cambiare, ma è semplicemente restare presente. Forse stai notando che qualcosa dentro di te si muove. Può essere il respiro, ed è una buona cosa in questo momento. Nota il respiro che entra ed esce dalle narici. A volte noterai dei sintomi, delle sensazioni, magari di dolore, che non sono altro che dei disequilibri emotivi. Vedila come flusso di energia che può farsi sentire attraverso il tuo corpo. Ma non è il tuo corpo veramente che non va, è quella energia che si è espressa attraverso quel punto del corpo, quella parte del corpo. Può accadere che in questo periodo di sentire i sintomi aumentano o aumentino per qualche istante. Questo va benissimo. Anzi, questo vuol dire che mentre che sto parlando, questa energia si sta esprimendo e sta cercando il punto di uscita. O magari improvvisamente diminuiscono perché il suono della mia voce ti rassicura e ti rende più protetto, ti fa sentire più protetto. Va bene così, qualsiasi dei due tu vada incontro, o che il sintomo o le sensazioni aumentino, o che le sensazioni diminuiscono. Ti ricordo che non è qualcosa che puoi o che devi controllare il sintomo. Rimani presente in questo processo. Se la mente cerca di vagare, ritorna alla mia voce, ritorna al momento presente. Ti lascerò qualche spazio a volte dove non parlerò per farti sentire ancora di più quello che avviene all'interno di te. Ma resta qui, resta nel corpo. Quando dico resta qui, vuol dire resta nelle sensazioni e rimani nella resa. Cosa vuol dire rimanere nella resa? Vuol dire che queste sensazioni le sento, ma non le giudico, non le controllo. Vanno su, va bene, vanno giù, va bene lo stesso. Se vanno su, non sono io in controllo. Hai fatto questo per forse tutta la tua vita, controllare tutto. Controllare te stesso, controllare la tua parte più vulnerabile, che volevi che cambiasse, controllare le paure, controllare casa, controllare i figli, controllare. Quindi rimani nella resa in questo momento, non c'è nulla da controllare. Rimani semplicemente nella presenza. Lascia fluire il respiro, lascialo andare. Ed è proprio in questo spazio che il corpo impara a fidarsi di nuovo di te, che il sistema nervoso comprende di non essere più in pericolo. Ricordo che i sintomi, sensazioni che possiamo chiamare fiori da oggi in poi, i tuoi fiori, le tue sensazioni corporee, hanno un senso, non sono lì perché vuoi andarti contro, cerchiamo di farle esprimere, l'unico modo per loro per esprimersi è andare magari su di intensità. Questo vogliono. E nell'intensità, quindi nel dolore, nella presenza c'è espressione. Se questo somatico, questa sensazione somatica, non stiamo parlando di
pensieri piuttosto che di flashback, rimani presente nel corpo. Se queste sensazioni vanno su e crescono in modo insostenibile, puoi sempre abbassare questa velocità, se puoi, leggermente, per qualche secondo attraverso il tuo focus sul respiro. Lascia andare l'allarme, respira. Non controllare il respiro, lascialo andare per come vuole il corpo. Rimani presente nel corpo e senti che sei al sicuro. Anche se i fiori sono molto intensi. Senti che puoi affidarti a questo momento, finalmente, in cui nulla è da controllare. Finalmente sei seduto o sdraiato? Non fa importanza? Per sentire il corpo per qualche secondo in più. Prendila come opportunità. Più lasci andare il bisogno di regolare, più il tuo corpo ritrova naturalmente l'equilibrio. E questa fiducia cresce secondo dopo secondo, perché rimani nel non controllo, rimani nel presente. Solo quando pensiamo al futuro e al passato stiamo controllando. Se rimani nel momento presente, non c'è nulla da controllare. Rimani nei fiori, nelle sensazioni. E rimani quindi nella libertà dal dolore. Che il dolore lo chiamiamo così come controllo, come senso di feedback che ci dà il corpo. Lascia andare il respiro. Nota come lo stavi ancora trattenendo forse. Questa è una sessione, una, diciamo, opportunità per riequilibrare il tuo sistema. Almeno l'1%. Rimani nel corpo. Non andare nella testa. Rimani nel corpo. Vai in un punto in cui senti ancora delle sensazioni scomode. Rimani lì e assorbi queste sensazioni scomode. Come? Nella presenza di quelle sensazioni scomode. Non stai controllandole. Se si intensificano va bene. Se vanno giù va bene lo stesso. E rimani nel respiro. Forse eri in apnea. Se il respiro è corto va bene, se il respiro è lungo va bene. Rimani nella presenza. Tra qualche minuto tutto questo processo finirà, quindi prenditi qualche secondo per assorbire questa esperienza chiamata tracciamento somatico, riequilibrio del sistema. Qualsiasi etichetta vogliamo dargli, meditazione, non ci interessa. Questo è la pratica. Nota adesso i tuoi pensieri. Possono andare su quello che devi fare stasera, su quello che dovevi fare ieri, su quello che devi fare oggi, ora, sul fatto che stai perdendo la concentrazione, perché le mie parole sono lontane. E va bene lo stesso, ritorna adesso al presente nuovamente. Rimani nel sentire, nella presenza, rimani nella resa del controllo. Ritorna adesso nuovamente al respiro.
ritorna nel momento presente e tra pochi secondi puoi riaprire gli occhi appena te lo dirò io. Nel mentre nota questa onda di respiro che entra ed esce, nota le sensazioni a questo punto nella tua fronte, nel collo, nelle spalle. Nota le sensazioni che hai nel petto. Nota ancora forse le paure, qualsiasi sensazione corporea, notala semplicemente. Non cercare di controllarla. Lo so che stavi cercando nuovamente di controllarla. Eppure, controllandola sapevi che avresti perso la battaglia. Non è una battaglia. Non è una battaglia contro il tuo inconscio. Qui stai lavorando insieme con il tuo inconscio, consapevole che il tuo corpo è energia, è espressione, che ha un linguaggio diverso da quello che hai tu. Il suo linguaggio è il sentire. Se vuoi parlare lo stesso linguaggio del corpo, devi quindi sentire. Il linguaggio del corpo non è il controllo, è la resa. Qualsiasi cosa il corpo ti dice, lui ha ragione. Senti delle sensazioni al collo, alla mandibola, di stretta? Lui ha ragione. Perché ha ragione? Perché c'erano delle energie bloccate, pronte a esprimersi, ma tu hai cercato di reprimerle, non capendo la loro radice. E quindi hai cercato di mettere degli antinfiammatori, degli antidolorifici, hai cercato di fare del tapping per portarlo giù a tutti i costi, massaggi. Hai cercato di fare affermazioni dicendoti che sei al sicuro, ma dentro di te non ti sentivi al sicuro. Stai di nuovo controllando. La sicurezza sta nel presente, nell'attraversare quindi le sensazioni, per quanto siano atroci, per quanto siano forti, per quanto siano deprimenti, per quanto siano impaurite. Ora puoi leggermente tornare al momento presente, riapri gli occhi. In questi secondi non sto più leggendo il testo, vorrei portarti, ecco però, alla consapevolezza di quello che stavamo facendo. Questo era un esercizio che io faccio fare ai miei pazienti, clienti, giornalmente, in ogni sessione quasi che facciamo insieme. Tu l'hai potuta provare dal punto di vista, diciamo, dal tuo punto di vista. Magari tu soffri di dolori persistenti al collo, quando ti chiedevo di mettere le tue sensazioni, di sentire le tue sensazioni al collo, tu dirai, sento dolore, non sento altro. Tu non senti solo dolore, tu senti delle paure, tu senti delle emozioni quando senti quei dolori o quei sintomi. In altre parole, capisci che i sintomi corporei hanno dall'altro lato della medaglia dei sintomi emotivi. Abbassando, quindi non dico abbassando, ma esprimendo e capendo questi sintomi emotivi e non avendone quindi più paura e non volendole più controllare, i sintomi fisici, l'altra parte della medaglia, si riequilibra. E tu dirai, ma questo non accadrà, questo sarà sempre così, io avrò sempre delle paure, io avrò sempre delle cose che non andranno, dei periodi stressanti della mia vita. Sì, tu li avrai sempre. E sta a te però non controllarle. Perché se stai controllando, da qualche parte devono rimanere bloccate. E guarda caso rimangono bloccate nel corpo. Quindi quando arriva
arriva in un periodo stressante, stai controllando molto, reprimendo in un certo senso, da qualche parte vanno. E la tua bravura sta, uno, nell'essere consapevole che stai controllando. E forse se ti dico senso di controllo, ti vengono in mente tanti aspetti della tua giornata o della tua vita dove stai controllando. Lascia andare. Non vuol dire arrenderti al entrare nel caos e vivere nel caos. Puoi vivere leggermente meno in quel caos, magari esprimendo che se c'è da riordinare la casa, dire al tuo partner: guarda che la casa così non mi piace, preferisco averla un po' più in ordine, oppure aiutami, ho bisogno di aiuto, aiutami a riordinare la casa, aiutami a badare più ai miei figli, aiutami in questo ed esprimilo, se si può esprimere. Nella maggior parte delle volte basta solo la consapevolezza di questo che ti sto dicendo, di capire come sono i collegamenti tra rabbie, emozioni, tristezze, disperazione e sintomi fisici. Non commettere l'errore di controllare anche quando sei in terapia. È sovente in cui la persona che segue me, magari ha speso migliaia di euro e dopo 2 mesi si rende conto che quello che avevo chiesto a questa persona era di non controllare. Eppure la sua vita, in cui è stata sempre sotto il controllo di qualcosa, ha cercato di fare assiduamente ogni tracciamento somatico, ogni meditazione per controllare il dolore, invece di dire riequilibrare il sistema. Voglio riequilibrare il sistema, come? Sentendo il corpo con una prospettiva leggermente diversa. Prima sentivi il corpo doloroso e volevi abbattere il sintomo, adesso lo stai identificando, lo stai scrutinando il sintomo, lo stai capendo il sintomo. È vero, quando il dolore è molto intenso, la prima cosa che vuoi pensare, che pensi è: non voglio sentirlo. Voglio prendermi degli antidolorifici, degli antinfiammatori, così che non devo sentire. Però cosa sta succedendo in quel momento? Nel non sentire stiamo reprimendo. Quindi se il sintomo è molto alto, la cosa più importante da fare lì, capire da dove arriva, cognitivamente. Ecco perché ho fatto un altro video, forse era uno short o su Instagram o su YouTube, dei 12 reminder del dottor Sarno. Te li ricordo. Uno di questi era non avere paura del dolore, non farsi intimidire dal dolore, riprendere le attività fisiche, perché sei tu in controllo, in questo caso, non il dolore stesso. Ma quando parlo di controllo, parlo di arresa veramente. Ok, sono stato abbastanza ripetitivo in quello che ho fatto, cerco di darti una mano in tutto ciò. Queste sono cose che per me erano diventate automatiche dopo che ho letto il libro del dottor Sarno, e non è necessario fare un tracciamento somatico, una meditazione giornalmente, se queste cose le hai capite e non hai paura del dolore. Ma se i tuoi sintomi sono molto alti, vuol dire che ancora stai controllando, che ancora hai da esprimere qualcosa, che ancora ci sono delle energie bloccate da esprimere. Va benissimo, esprimiamole. Non avrebbe più senso per il corpo darti dolore se non c'era ancora qualcosa da esprimere o qualcosa che lui voleva cambiare di te. C'era una frase, spero di ricordarmela adesso mentre che insomma, sto cercando di riprenderla nella mia memoria. L'ego, anzi l'ansia, è, è data da un ego che ha paura di sentire il corpo. Quindi l'ansia è un'energia che sta cercando di trattenere la tua identità, quella di oggi, per non farti passare alla nuova identità, perché lui morirebbe. Quindi fatti questa domanda: c'è qualcosa che io voglio raggiungere
ma non riesco a fare. C'è un conflitto, un'evasione. Non sto parlando del dolore, sto parlando di qualcos'altro. Qualcosa che non è accettato, che ti hanno tolto o che non stai riuscendo a raggiungere. Molte volte succede che i dolori arrivano dopo un grande cambiamento, magari un lutto, la perdita di un padre o di una madre non processata, quindi abbiamo cercato di repudiare questi dolori, anche emotivi, però sono andate da qualche parte e arrivano come delle valanghe tutto in una volta attraverso il corpo. Ora, se sei in questa situazione, non è mai tardi, ritorniamo a riprocessare quelle energie bloccate attraverso il corpo, sentendo tutto quello che arriva. E ti dico già che dovrei passare delle giornate molto o dei periodi molto molto dolorosi se ci sono tante energie bloccate all'interno, perché dovrei sentire quelle cose. Ecco perché in certi casi consiglio sempre di lavorare con un terapista o con più terapisti. Non a caso la psicoterapia, in quei casi dove ci sono dei traumi, dei lutti non processati, dei passati traumatici, è utile lavorare con uno psicoterapista insieme a un terapista psicosomatico. Quindi se queste tipologie di sessioni sono qualcosa che noti che ti servono, guarda nel link in descrizione e prova a vedere se puoi candidarti e se la tua candidatura è accettata, potrai lavorare con noi. Se non è accettata, potrai comunque sempre lavorare attraverso il materiale gratuito che abbiamo su YouTube, che ho su YouTube, e la lettura del mio libro, Il potere della consapevolezza, la lettura del libro del dottor Sarno, che è qualcosa che tutti quelli appassionati del mio canale hanno già letto, ed è veramente il primo passo, secondo me, prima ancora di leggere il mio libro. Il mio libro è un po' più di pratica, ma il suo è più di cognizione, delle origini del dolore, delle origini dell'emozione e di questo turbamento di conflitto. È un must, è un best seller, cioè qualcosa che non morirà mai, questo libro del dottor Sarno, al di là della neuroscienza del dolore. Fammi sapere se questi video così ti piacciono, perché potrò fare diciamo, ehm, più sovente di questa tipologia. Non so mai quale dei miei video apprezzate di più. So che le meditazioni sono le più sentite, le più ascoltate, però ti piace di più, magari avere la lavagna dietro e darti dei concetti magari più scientifici o più pratici, più visivi, oppure magari semplicemente me parlare al microfono. Fammi sapere cosa ne pensi perché mi aiuti a far crescere questo canale. La mia voglia è di arrivare entro il 2025 a 10.000 iscritti, quindi se vuoi aiutarmi iscriviti al canale. Cioè, questo cosa vuol dire? Che se arriviamo a 10.000 iscritti non è che cambia nulla, però diciamo che mi aiuti a diffondere tutto questo che sto dicendoti, che sta aiutando, che ha aiutato già centinaia di persone che ho seguito personalmente, ma anche persone che non seguo direttamente, magari tu che non riesci a seguire magari la mia terapia perché non possiamo dare la possibilità a tutti per una questione di numeri, ma che magari con più numero di iscritti in questo canale riesco a investire più risorse, mettendo magari più qualità ancora di quella che vedi adesso. Quindi fammi sapere, dammi qualche feedback, mi aiutano un sacco, nei commenti. Per adesso quindi è tutto, ricordo di guardare il link in descrizione per le risorse aggiuntive, ci vediamo al prossimo video e te ne lascio uno qui in alto a destra che può darti una mano nel proseguimento di questo percorso di guarigione dal dolore persistente. Ciao, alla prossima!